15 anni e 4 mesi, 36.000 euro di multa, oltre a un risarcimento di 50.000 euro al comune di Portogruaro per danni all'immagine. 1.000 euro ciascuno a Codacons e Feder Consumatori. È la sentenza emessa dal GIP nei confronti di Fabio Gaiatto, il trader 43enne di Portogruaro, che ha rinunciato a comparire oggi in udienza per il processo sulla mega truffa della Venice Investment Group. Ai risparmiatori Gaiatto dovrà restituire il 100% dei soldi investiti, cui si aggiunge un 30% di danno non patrimoniale. Disposta la confisca dei beni, delle cambiali croate e dei diritti di credito relativi ai finanziamenti abusivi. Per il 43enne anche la condanna all'interdizione dai pubblici uffici. Gaiatto è il principale imputato nella mega truffa della Venice Investment Group, in cui sono stati fatti sparire oltre 70 milioni di euro di migliaia di investitori. Il procuratore di Pordenone, in qualità di PM, aveva chiesto per il trader una condanna a 9 anni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, abusivismo finanziario e autoriciclaggio. A marzo la compagna di Gaiatto, la 32enne Romani di Lignano, per gli stessi reati del fidanzato aveva invece patteggiato 4 anni e 2 mesi e 10.000 euro di multa. Oltre a loro due sono una decina le persone coinvolte nell'inchiesta.